benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Oggi la giornata contro la violenza sulle donne. 5 anni fa il varo del cosiddetto codice rosso, ma la legge non basta. Armi e droga, 27 arresti nel Trapanese, in un bar di Marsala, la base operativa dello spaccio, 14 manette nel Ragusano. Palermo, benzina davanti a bar e ristoranti di Sferracavallo, sulla bottiglia un biglietto con la richiesta di 5.000 euro di pizzo. L'episodio fosse collegato al rogo di 11 barche a Isola delle Femmine. Catania anziana circuita dalla vicina di casa che voleva rubarle 3 milioni di euro, 2 le donne arrestate. Nel raggiro coinvolti anche un avvocato, un medico e la segretaria di un notaio. Tari a Catania la tassa rifiuti più alta, l'amministrazione comunale spiega il dato risente dei conferimenti illeciti dei comuni limitrofi. Un papà e la figlia Flora di 4 anni, originari di Caltagirone, bloccati in Iran, senza documenti della bimba e senza più notizie della madre. Calcio, la vittoria del Catania sul Latina vale il primo posto in coabitazione con la Salernitana, fermata in casa sul pari dal Potenza. Calcio in Serie B, il Palermo non esce dalla crisi, il difensore Bani dice dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. 5 anni fa entrava in vigore il cosiddetto codice rosso, la legge che inasprisce le pene per i reati contro le donne, ma nonostante tutto i femminicidi non sono diminuiti. Sentiamo Orazio Longo. Una legge che avrebbe dovuto rappresentare una svolta, garantire alle donne vittime di violenza una risposta più rapida, più giusta, e invece i numeri raccontano una storia diversa, con i femminicidi che non sono diminuiti e che anzi dopo un breve calo nel 2019 sono aumentati. E questo nonostante siano state introdotte innovazioni importanti come l'obbligo per la magistratura di ascoltare la vittima entro 3 giorni, l'aumento delle pene, l'introduzione di nuovi reati come il revenge porn, le lesioni permanenti al viso. Se ne è parlato ad Acireale nell'incontro organizzato da Telefono Arcobaleno, un bilancio a 5 anni dall'entrata in vigore del cosiddetto codice rosso. Una norma che ovviamente ha le ottime migliori intenzioni, ma che non pare abbia funzionato del tutto. E quindi riflettere sui numeri e da questo studio brillante che il Telefono Arcobaleno ci offre, mette a disposizione innanzitutto della comunità di Acireale, quindi siamo contenti di ospitare la struttura e di assieme a loro approfondire i numeri che escono fuori. Ci sono dei problemi logistici, di funzionamento dei braccialetti elettronici, cioè ci sono delle cose che non funzionano ancora come dovrebbero, e c'è un problema culturale. Bisogna iniziare dalla scuola, bisogna iniziare dalla formazione delle persone che si occupano solo di ascoltare le donne che si recano ai centri. Negli anni più recenti, oltre l'80% delle donne assassinate risulta vittima di partner, ex partner o altri familiari. Bisogna scardinare alcuni approcci che ci sono ad un modo di vedere i rapporti tra i sessi assolutamente non condivisibili, assolutamente non accettabili. Siamo alla cronaca, armi e droga, 27 arresti in provincia di Trapani, la base di spaccio era in un bar di Marsala. Sentiamo Simona Mazzone. Sgominata banda di trafficanti nel Trapanese, la polizia ha arrestato 27 persone, 16 in carcere e 11 ai domiciliari, con l'aggravante di favorire la famiglia mafiosa di Marsala legata a Cosa Nostra e eseguito 20 perquisizioni tra Trapani, Marsala e Mazzara del Vallo. L'indagine avviata nel 2020 ha permesso di accertare un fitto commercio di cocaina. Un primo gruppo criminale con base operativa in Contrada Ciavolo faceva capo a un allevatore marsalese di 70 anni, collaborato da una fitta rete di pusher attivi nello spaccio di cocaina. Il secondo gruppo attivo a Marsala è riconducibile a un pregiudicato all'epoca ai domiciliari per reati in materia di droga, con l'autorizzazione ad allontanarsi da casa per gestire la pescheria di cui era titolare. L'uomo aveva trasformato l'esercizio commerciale della centrale Via degli Atleti in una base logistica per il traffico di droga. Il pescivendolo nel corso dell'indagine è stato privato della pescheria, così ha pensato di trasferire la base operativa dello spaccio nella sua casa.
Del gruppo facevano parte anche padre e cugino, coinvolti in un grave atto intimidatorio consistito nell'incendio di un noto bar marsalese perché il titolare si era rifiutato di assumerlo. Ma si è scoperta anche una terza associazione con base operativa in un appartamento di via Angileri, sempre a Marsala, dove operavano giovanissimi pusher, con la complicità di organizzazioni criminali calabresi che assicuravano un canale di approvvigionamento a prezzi concorrenziali della cocaina, poi rivenduta nelle principali piazze di spaccio del Trapanese. Restiamo in tema perché dalle prime ore di questa mattina i carabinieri di Vittoria e la squadra mobile di Ragusa stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania a carico di 14 indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. L'indagine è coordinata dalla DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania. Andiamo a Palermo, l'intimidazione di ieri, 5 bottiglie di benzina lasciate davanti ad altrettanti negozi di Sferracavallo con un biglietto dal contenuto molto chiaro, 5.000 euro di pizzo. Marco Gullà. Un gesto sprezzante, plateale. I titolari di 5 esercizi commerciali della borgata di Sferracavallo a Palermo questa mattina hanno trovato bottiglie di benzina davanti alle saracinesche. L'episodio ha coinvolto il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Il Gracale e il Delfino e un tabacchi. Come vedete dalle immagini, nelle bottiglie di benzina c'è anche un'etichetta, o meglio, un messaggio in vista del Natale, con scritto 5.000 euro. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi, ha acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini mostrerebbero alcuni giovani scendere da auto con il volto coperto da cappucci e sacchetti con bottiglie di benzina lasciate poi davanti ai negozi. Brutta situazione che è da vivere sia da abitante che comunque da attività come prima cosa. Come seconda cosa è un atto proprio che è indegno, ecco. Cosa che è proprio da film più che altro, surreale, ecco. Uno non ci crede veramente a guardarlo. Io solo nei film le ho viste queste cose, mai viste nella realtà. Gli investigatori stanno verificando collegamenti tra questo episodio e l'incendio avvenuto sempre la scorsa notte nel rimessaggio di Isola delle Femmine con 11 imbarcazioni danneggiate. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con diverse squadre per spegnere l'incendio e limitare i danni. Veniamo adesso all'aggressione allo skate park di Bonagia, siamo sempre a Palermo e caccia agli autori del pestaggio. Tonino De Mana. Mi ritengo in un certo senso quasi fortunato a essere stato io il succube di questa aggressione e non ragazzi minorenni che spesso sono con noi. I lividi sul volto, le ossa nasali rotte, qualche dolore ancora, il senso di protezione per i più giovani. Lo skater medico aggredito a Bonagia è ancora scosso, così come l'intero quartiere di Palermo alle prese con l'ennesimo branco, capace di essere spietato e violento. Insulti, calci e sassi agli ignari rotellisti solo per il gusto di provocare o per far male. Questa volta si cercano 6-7 ragazzini che in modo spregiudicato e gratuito hanno fatto irruzione nello skate park tra via Guido Rossa e via della Giraffa che l'amministrazione comunale di Palermo conta di inaugurare entro dicembre. È stato un fatto grave e tristissimo, ha dichiarato Alessandro Anello, assessore allo sport del comune, per il quale auspico che i responsabili siano individuati al più presto dalle forze dell'ordine e puniti in modo severissimo. E se il pestaggio non scalfisce il progetto di rilancio sportivo di Bonagia, resta l'amarezza di una città, Palermo, ostaggio della violenza e che, al di là dei proclami sulla sicurezza, continua ad essere fuori controllo e senza controllo in centro ed in periferia. La conferma è che, a distanza di giorni dalla vile aggressione di Bonagia, gli autori restano impuniti e chissà, pronti ancora a colpire. E veniamo adesso alla storia di un'anziana di Catania raggirata dalla vicina che voleva rubarle il suo patrimonio, ben 3 milioni di euro. In questo piano coinvolti anche un avvocato, un medico e la segretaria di un notaio. Una trama criminale con al centro una vittima, una donna di 85 anni con un patrimonio bancario da 3 milioni di euro. Ingannata, convinta a isolarsi, a chiudersi in casa, a non rispondere al telefono, impossibilitata a ricevere persino la posta che veniva consegnata all'unica figura divenuta riferimento per l'anziana, quella fioraia 65enne vicina di casa che con grande capacità è riuscita a diventare per la donna una persona di fiducia. Con le accuse di circonvenzione di incapace e tentato
sospettata appropriazione indebita pluriaggravata. Sono state arrestate dalla polizia di Catania 2 donne di 65 e 54 anni, coinvolti nel progetto criminale di trasferire i beni dell'anziana in altro istituto di credito, anche la figlia della fioraia arrestata e una serie di professionisti che hanno aiutato la donna. Tra questi un avvocato 54enne con il compito di curare il trasferimento del patrimonio della vittima. Fondamentale il contributo di una segretaria di uno studio notarile catanese che ha fatto redigere un nuovo testamento dell'anziana. La 65enne, su suggerimento della stessa segretaria dello studio notarile, avrebbe cercato di ottenere anche un certificato da un medico compiacente attestante la capacità di intendere e di volere dell'anziana, che invece appare affetta da patologie che la limitano. Ad attivare le indagini la segnalazione alla questura di Catania dei funzionari di un istituto bancario del capoluogo etneo che hanno notato movimentazioni sospette ai danni della donna. All'anziana vittima è stato nominato un curatore che provvederà alla sua assistenza. E arriva la classifica sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Anche quest'anno a Catania si conferma che si paga la tassa più cara. Roberta Lunghi. Si conferma Catania, il capoluogo italiano con il più alto importo della Tari, la tassa per i rifiuti, 602 euro annui, in crescita rispetto ai 594 euro del 2024 e a fronte di una media nazionale di 340 euro. Il rapporto è dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva, che considera una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di 100 metri quadri. Tutta la Sicilia resta tra le regioni con la Tari più elevata d'Italia. Nel 2025 le famiglie siciliane hanno speso in media 402 euro, con un aumento del 3,1% rispetto al 2024, un dato che colloca la regione al terzo posto nazionale, subito dopo Puglia e Campania. Il comune di Catania in una nota specifica che il dato negativo risente del fenomeno dei conferimenti illeciti provenienti dai comuni limitrofi, dall'attività di bonifica delle discariche abusive con l'aumento dei quantitativi di indifferenziata, dalla saturazione degli impianti di conferimento regionale e dalla necessità di trasferire rifiuti fuori dai confini nazionali. Nonostante ciò, si legge nella nota, il percorso intrapreso negli ultimi anni testimonia un'inversione di tendenza, con la raccolta differenziata cresciuta al 37%. L'isola comunque sulla percentuale della differenziata si ferma, secondo l'ultimo rapporto ISPRA, al 55,2%, il punto più basso in Italia. C'è una bambina italiana, Flora, di soli 4 anni, bloccata in Iran con il suo papà perché la madre si rifiuta di consegnare loro i documenti per rientrare. Eva Spampinato. Allo Stato italiano, alle autorità di aiutarci. L'appello di papà Andrea ha fatto il giro del web e soprattutto è arrivato all'attenzione della Farnesina e del consolato italiano a Teheran. Lui e la sua piccola Flora, 4 anni, cittadina italiana con doppio passaporto, stanno vivendo un incubo, intrappolati in Iran, senza documenti della piccola e senza più notizie della madre. C'è una novità importante ed è quella: con una relazione che attendiamo dal consolato, si recherà il mio assistito presso la sede per poterlo ottenere, ad adire il Tribunale di Roma, competente in questo caso, a poter ottenere in casi di urgenza come questo un provvedimento. Andrea Papale viveva a Londra, si era sposato e lavorava come infermiere. 2 anni fa la decisione di separarsi in modo pacifico. Lui torna in Italia, nel suo paese, a Caltagirone, lei torna in Iran. Inizia il percorso legale. Andrea periodicamente va in Iran per vedere la bambina in attesa dell'udienza già fissata per gennaio dal Tribunale di Caltagirone per decidere sull'affidamento. Ma a inizio novembre qualcosa va storto, la madre lascia il paese e non dà più sue notizie. Stiamo parlando della tutela di una bambina e la cosa è molto seria, non è un litigio tra chi vuole l'affido piuttosto che qualcos'altro. Stiamo semplicemente dicendo: ad oggi la mamma non c'è, si è resa irreperibile, abbiamo il passaporto ma non ci viene consegnato, vogliamo tornare in Italia. Possiamo farlo visto che è un nostro diritto oppure no? Se la speranza anima le azioni tempestive degli avvocati italiani, c'è una paura che aleggia, quella che Flora possa diventare l'ennesimo caso di bambina contesa a livello internazionale. Sospesi tutti gli atti per l'aggiudicazione del bando di Seus 118 per la selezione di autisti soccorritori, una decisione presa in attesa delle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla gara, lo annuncia l'assessore alla salute Daniela Faraoni. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con altre notizie.
San Leone, in provincia di Agrigento, la parte marina di Agrigento, il mare continua a divorare tratti di costa. Sentiamo Davide Sardo. La natura non aspetta e alla fine presenta il conto. È crollata nuovamente la pista ciclabile di San Leone, un epilogo annunciato, l'ennesima vittima dell'erosione costiera che continua a divorare metri di litorale. Le mareggiate di questi giorni hanno fatto saltare gli ultimi fragili equilibri, aprendo un nuovo varco che ora mette seriamente a rischio anche l'asfalto del viale delle Dune. Un danno prevedibile, evitabile secondo gli esperti, se solo si fosse intervenuti con decisione sulla protezione del fronte mare. Da anni le associazioni ambientaliste chiedono barriere e opere di contenimento per spezzare la forza delle onde. Tra le voci più attive quella di Claudio Lombardo, referente di Mare Amico Agrigento, che torna a lanciare un appello durissimo. Senza interventi in mare, dice, tutto ciò era scritto. Adesso servono subito le opere annunciate dalla Regione, dalla Gino Civile e dal Comune. Non si può più aspettare. Intanto a San Leone i cittadini assistono impotenti all'ennesima ferita inferta alla costa. Una costa che ancora una volta dimostra che la natura vince sempre. Messina e il cinema, un binomio che funziona alle Isole Eolie, si gira Avatar. Sentiamo Francesco Esriolo. Da Omero a Cervantes si ha l'animazione futuristica della Disney. Il territorio messinese si riscopre location cinematografica d'eccezione. Nei mesi scorsi sono state girate alle Isole Eolie diverse scene dell'Odissea, il capolavoro di Christopher Nolan con Matt Damon nei panni di Ulisse, in uscita il prossimo anno. Al comune sono state presentate invece le scene iniziali del Don Quixote di Fabio Segatori, ambientato nella Messina del 1571 e che sarà proiettato nelle sale nel 2026. È un set totalmente ricostruito perché la Messina del 1571, di quella Messina non c'è più nulla, quindi abbiamo dovuto fare uno studio filologico durato mesi e mesi e con uno staff di tecnici che ha ricostruito in 3D la Messina del 1571. È stato un lavoro molto intenso e molto appassionante e i risultati li vedrete sul grande schermo. Dal 17 dicembre invece sarà nelle sale il terzo capitolo della saga Avatar di James Cameron e protagonista sarà Stromboli, l'isola che sembra nascere dal cuore del Mar Tirreno e che è stata scelta dalla Disney come uno dei volti di Pandora. La scelta di Stromboli non è affatto casuale, il suo vulcano sempre attivo, i paesaggi scolpiti dalla lava e le notti che brillano sotto un cielo senza filtri naturali offrono un'atmosfera che sembra già uscita da un'altra dimensione. Ben vengano questi tipi di attività che non servono solo ad attrarre ma anche a fare conoscere cultura, turismo, cinematografia, sono binomi che secondo me in Sicilia possono camminare. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, il Catania vince con il Latina e si riprende la vetta della classifica. Marco Carli. Catania di nuovo in testa, basta una settimana per riprendersela in un campionato che resta equilibrato in vetta e che aggiunge una pretendente alla promozione diretta. Perché se i rossazzurri vittoriosi con il Latina sono al comando con la Salernitana che pareggia in casa col Potenza, alle tre bighe si è aggiunto il Cosenza, vincitore con il Benevento. Questo campionato l'abbiamo visto a Casarano e anche altre partite, se non sei sul pezzo al 100% purtroppo possono capitare partite del genere, puoi perdere punti e ci sono altre squadre che sono lì a combattere con noi. Corbari è stato protagonista dall'inizio dell'1-0 con Latina, partita tipica del campionato, e se ne accorge Cicerelli che viene colpito durissimo da Porro, esce anzitempo dal campo e con la caviglia gonfia dallo stadio dopo la partita. Ammonizione per il direttore di gara che nella ripresa inverte un fallo Lunetta Marenco col difensore laziale già ammonito e lascia correre su un contrasto in area Casasola De Ciancio. Errori che indispettiscono ma non incidono sul risultato finale, perché a quello ci aveva già pensato Forte, innescato da Jimenez, entrato al posto di Cicerelli, buona la sua prova, tiro preciso di sinistro nell'angolino e gol del vantaggio, che il Catania poteva anche aumentare sia nel primo tempo che nella ripresa. Tante occasioni, un solo gol segnato, una bella parata di Dini e la testa della classifica. Adesso se il Catania vuole volare, serve ripetersi anche lontano dal Massimino. È il nostro step successivo che dovremo fare se vogliamo arrivare a marzo, aprile, quando sarà da tirare le somme, arrivare in una posizione che puntiamo. Intanto in Serie B il Palermo non riesce a uscire dalla crisi, parla il difensore Bani, Tonino De Mana.
2 trasferte consecutive, Castellammare e Chiavari, avversari non certo trascendentali, Juve Stabia ed Entella. Eppure il Palermo è tornato a casa con un punticino e con l'autostima sotto i tacchi, pardon, i tacchetti. Scivolano ancora in classifica i rosanero, protagonisti finora di un torneo sulle montagne russe tra alti e bassi purtroppo frequenti nelle ultime stagioni. L'auspicato cambio di passo non c'è stato e neanche l'arrivo in panchina di Pippo Inzaghi sembra aver dato il giusto slancio ad una squadra costruita per vincere il campionato ma che continua a stentare e mancare di personalità. È il centrocampo, forse il reparto più in sofferenza, ma anche attacco e difesa mostrano incertezze che poi costano punti pesanti. Ci alleniamo per cercare di vincere tutte le partite, è un momento in cui non ci stiamo riuscendo a portare dei grandi risultati, quelli che vogliamo, dobbiamo prenderci le responsabilità noi e assumersi sia in campo che fuori e insomma tornare a fare già una grande partita in casa. E sabato si torna al Barbera per la sfida contro la Carrarese che non vince da 4 giornate. Pippo Inzaghi potrà contare su Ranocchia che ha scontato un turno di squalifica e punta a rilanciare dal primo minuto Brunori. Un solo gol all'attivo e tanta panchina in questo altalenante inizio di stagione del Palermo. Salgono a 5 i punti di penalizzazione che il Trapani Shark dovrà scontare nel campionato in corso. Questa è la decisione del Consiglio federale della Federbasket per non aver versato entro il 31 agosto una rata da 121.000 euro all'Agenzia delle Entrate. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.